Torniamo allora puntuali, break pubblicitario, il meteo li avete sentiti? Beh, adesso ci caliamo nell'arena con gli ospiti di questa sera ve li presento subito, il professor Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club Pordenone Udine Venezia. Professore, ben ritrovato. Buonasera. Ben ritrovato anche all'amico prima, presidente dopo, Beppino Nosella, che è il presidente di Pordenone Buonasera TV. Anche a voi. SRL, ricordo sempre, la società che mi dà e ci dà l'opportunità ovviamente di entrare nelle vostre case. Grazie presidente. Grazie anche a voi. Dunque, caos a livello internazionale, l'Afghanistan, il Medio Oriente che è ripiombato nella paura, il Corriere della Sera proprio adesso cita Kabul sta per cadere nelle mani dei talebani, nella capitale il caos, 400.000 i profughi. Allora professor Guglielmo Cevolin, prima ovviamente di magari spendere anche una parola di ricordo nei confronti di Gino Strada che ci ha lasciato, caliamoci proprio nella realtà medio orientale, perché effettivamente sta succedendo tutto questo? Ma la situazione dipende dal game over lanciato prima da Trump e poi confermato anzi lanciato prima da Obama, poi da Trump e poi da Biden, quindi una linea degli Stati Uniti di disimpegno da quell'area dopo 20 anni di intervento militare. Ecco. E il risultato è drammatico perché la comunità internazionale ne esce molto probabilmente con una minor attenzione, con una minor gradimento nell'area. Ci sono stati minimo 240.000 morti ufficiali misurati dalle Nazioni Unite solo nell'ultimo decennio e dopodiché ci sono morti civili, addirittura molti bambini e così via. In più il rischio è che ci sia anche una guerra civile, una catastrofe umanitaria e che ci siano anche milioni di profughi che ci beccheremo noi in Europa, ecco perché. Quindi è una situazione che il disimpegno militare ha comportato subito il calare del morale delle truppe afghane. Sono 300.000 afghani da noi in circa 15 anni che sono stati addestrati dall'Occidente e che stanno perdendo nei confronti di 60-70.000 talebani che stanno riconquistando il potere. Adesso ormai manca solo Kabul. Qui le alternative sono due: o Kabul sarà conquistata militarmente, allora i talebani rischieranno di avere dei bombardamenti dell'Occidente, oppure, se sono un po' più intelligenti i talebani, faranno un accordo col governo con una posizione ovviamente di forza con Kabul e quindi in questo modo cercheranno di non avere subito come immediata ripercussione i bombardamenti degli Stati Uniti. Certo, situazione che fa capire come la comunità internazionale sia in questa fase completamente fallimentare e assente. Presidente, si poteva evitare tutto questo, ma soprattutto nuovi venti di guerra? Beh, purtroppo succede questo nella storia contemporanea, succede che l'America si è trovata in grossa difficoltà in questi ultimi anni e ha tagliato le spese anche degli, chiamiamoli, scusate il termine, investimenti all'estero per la pace nel mondo. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui saremo noi a subirne, ma forse è anche vero, se facciamo una riflessione un tempo fa, quando l'America aveva chiesto un intervento diverso dalle Nazioni Unite e dall'Europa, perché non ci si può nascondere dietro un dito. Aspettare che sempre l'America risolva i problemi del mondo è un errore, aspettare che intervenga la Russia è un altro errore. L'Europa deve, penso io, e poi l'amico Guglielmo ci darà conferma o meno, penso che l'Europa debba assumersi la responsabilità di quello che gli succede intorno, perché non può aspettare che altri scendano nei territori difficili a risolvere i problemi. Noi in Afghanistan c'eravamo, noi in Afghanistan avevamo una posizione educativa nel territorio e anche noi stiamo retrocedendo, anche noi stiamo tornando indietro con i nostri eserciti e con i nostri carabinieri. Guardi, l'ex generale italiano ha detto è una Caporetto, quindi quando si cita Caporetto si evoca ovviamente una storia
dolorosa per noi. Qua c'è il paragone effettivamente che può suscitare ancora ovviamente più perplessità e anche maggiore ovviamente dubbi, ma anche paura, perché basti vedere poi nel capitoletto sotto la paura delle donne afghane. A Kabul stanno già facendo la lista delle donne single, quelle che non hanno ovviamente marito, quindi ci sarà anche una crisi umanitaria, immagino. Ma sì, ma la subiremo tutta noi, è tutto un contraccolpo che sarà verso l'Europa e non ci possiamo continuare a lamentare che arrivano i barconi o la tratta balcanica. Ormai se noi non ci assumiamo la responsabilità come europei, come Italia, di andare a monitorare i territori difficili, perché ce ne sono tanti focolai in Africa o in altri luoghi del mondo, se non andiamo a monitorarli, se non andiamo a gestire queste difficoltà nei territori, noi ne subiremo sicuramente le conseguenze. È come darsi le martellate sui piedi, cioè dobbiamo assumerci fortemente le responsabilità e spingere l'Europa e spingere le Nazioni Unite a trovare una soluzione diversa, perché se non riusciamo a fare i conti con tutti, saremo noi e la nostra economia a subire il contraccolpo più grande. Professore, talebani ovviamente nella storia che lei insegna quotidianamente evocano secondo me anche un po' il terrorismo, no? Poi c'è stato l'ISIS, l'Afghanistan, l'Iraq, tanti paesi che ovviamente dell'ISIS hanno fatto un po' la loro cobandiera. Che scenari adesso si possono aprire e soprattutto ci potrebbero essere delle ulteriori ripercussioni dopo un periodo, diciamo, di tranquillità nei confronti proprio degli Stati Uniti e dell'Europa? Questo è probabilmente un altro aspetto che sarà in mano ai talebani, cioè se i talebani ridiventeranno il santuario del terrorismo internazionale o se invece manterranno una posizione più moderata, diciamo, su questo versante. Il nemico, oltre agli Stati Uniti, sono anche in questo caso la Cina, perché la Cina confina con l'Afghanistan, c'è lo Xinjiang che è a prevalenza musulmana, e anche i cinesi possono aver paura di un santuario diciamo del terrorismo internazionale lì accanto allo Xinjiang. Certo la Cina ha molto meno paura degli altri e dell'Europa, perché ovviamente se succede qualcosa probabilmente risponderà in maniera sui confini, in maniera incisiva. Ecco. Noi europei diciamo, abbiamo aderito alle missioni internazionali. Addirittura l'Italia al 92% il voto nel 2002 c'è stato, come ci ricorda proprio Gino Strada, per stare vicino agli americani. Diciamo che stare vicino agli americani è una esigenza in queste missioni, perché non si possono fare queste missioni se non con gli americani. Adesso per esempio c'è stata una manifestazione della Global Britain, cioè con la Queen Elizabeth, la portaerei che è uscita da Suez e sta andando nel Mar Cinese meridionale. Ma come va questa portaerei? Va anche con aerei americani, perché non ha aerei sufficienti per riempire la propria portaerei. Questo è il Regno Unito, che è una potenza militare, quindi dal punto di vista militare non si possono fare le cose certo con gli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti hanno perso qui la guerra non sul campo, ma l'hanno persa dal punto di vista dei media, nel senso che la missione va spiegata alla popolazione e gli americani al 70% sono contrari a questa missione in Afghanistan, ed è per questo che Obama, Trump e Biden hanno ritirato la missione. Certo. Presidente, lei citava qualche istante fa la figura di Gino Strada, un uomo, un medico, una persona che era garante della pace. Un ricordo suo? Diciamo che Gino Strada va ricordato per aver fondato degli ospedali e per aver curato 11 milioni di feriti nelle guerre, in tutte le guerre. E tra l'altro, per dire, in Afghanistan Emergency c'è ancora e sta curando tutti i feriti sia da una parte che dall'altra. Quindi
da questo punto di vista il ricordo di Gino Strada va a questo impegno umanitario. Ecco. Poi per tutti gli altri aspetti, per esempio, lui si dichiarava di non essere un pacifista, ma di essere contro tutte le guerre. Questa è una posizione che può essere condivisa pienamente, perché sicuramente le guerre, come sempre anche ha detto Gino Strada, non hanno mai risolto niente, nel senso che poi c'è il confronto, la mediazione, l'aspetto diplomatico che subentra ovviamente, dopo però la misurazione delle posizioni di forza. Qui, non so, mi viene in mente Adriano Sofri, per esempio, che diceva, su posizioni comunque abbastanza vicine a quelle di Gino Strada, però diceva che rimanere inerti di fronte a dei massacri non è che si può. E così anche Giovanni Paolo II, che ha lanciato anche la copertura dell'intervento nell'ex Jugoslavia parlando di guerra umanitaria. Penso a Massimo Cacciari che per esempio diceva sì, la guerra giusta non esiste, però le guerre esisteranno sempre. Quindi questo anche Umberto Curi, ci siamo occupati come storia di queste cose, anche noi ci sentiamo di essere contro tutte le guerre, perché le guerre non hanno mai risolto, però poi ci sono anche i problemi che abbiamo posto con le riflessioni di Cacciari e con le riflessioni anche con le posizioni della Chiesa Cattolica e di Giovanni Paolo II. Certo. Presidente, un ricordo di Gino Strada, lei che tra le altre cose è molto, molto attento ai diritti umanitari e soprattutto anche alla cura, no, delle persone che per svariate ragioni soffrono e ovviamente non hanno le stesse possibilità magari nostre. Sì, persone così ne nascono una ogni ventennio, sono persone che si dedicano agli altri e vanno oltre a volte anche se stessi, cioè cancellano magari la propria vita per dedicarla ad altri. Ha fatto molto in vari territori, in territori difficili, è riuscito a organizzare cose che gli stati non sono riusciti a organizzare, peccato la sua mancanza, e purtroppo questo però è la vita, no? Io spero che nasca dopo di lui un altro Gino Strada che possa continuare e fare cose utili all'umanità e soprattutto a togliere sofferenze a persone che se no sarebbero lasciate a se stesse e alle loro difficoltà. Prima di salutarci, Presidente, qualche appunto appuntamento da sottolineare per quanto riguarda le vostre iniziative? Sì, alla fine di agosto, il 29 agosto, saremo a Trieste all'antico Caffè San Marco per ricordare il 29 di agosto, domenica mattina, dalle 10 alle 13, la professoressa Valera, che ha fondato un centro per la documentazione, un centro internazionale per la documentazione e la cultura giovanile a Trieste, e che organizza, che continua dopo la morte della professoressa Valera, e continua con l'1, il 2 e il 3 di settembre con una summer school dedicata al dialogo e ai diritti umani. Bene, allora io ringrazio il professor Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limescale Pordenone Udine Venezia, e il nostro presidente Beppino Nosella. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie.